Sono Gavino Ossini, amministratore unico di Porto Conte Ricerche. Porto Conte Ricerche è una delle 3 realtà in cui si articola Sardegna Ricerche ed è sito ad Alghero, nella zona di Capocaccia, e tra l'altro dentro una zona parco. Ormai si avvia ai 40 anni di storia, anche se ultimamente è entrato a far parte del gruppo regionale di Sardegna Ricerche. Si occupa sin dagli albori di biotecnologie soprattutto per l'agroalimentare, per la salute umana, per la salute animale e adesso molto anche sulla salute ambientale. Si sta lavorando ultimamente soprattutto su molti progetti che riguardano la circolarità delle produzioni. In pochi anni, negli ultimi anni, abbiamo sviluppato una cinquantina di progetti con oltre 150 soggetti coinvolti tra imprese ed enti, soprattutto sardi, ma anche nazionali e internazionali. Perché la maggior parte dei finanziamenti sono i finanziamenti che vengono dai bandi regionali e soprattutto dai bandi di Sardegna Ricerche, ma dopodiché noi costruiamo anche progettualità direttamente sugli input che ci arrivano dalle richieste delle imprese e ci avvaliamo anche dei bandi comunitari direttamente o dei bandi nazionali. Per esempio, da poco stiamo per concludere un progetto che riguarda il pane Carasau, perché è uno dei settori in cui Porto Conte Ricerche è da tempo impegnata, quindi il settore pastaio, il settore del pane, il settore dei lieviti, delle farine. E su questo progetto stiamo lavorando con diverse imprese sarde e con le università. Il focus principale comunque rimarrà sicuramente quello dell'agroalimentare, dell'agritech, cioè dell'agricoltura accompagnata dalle nuove tecnologie, dalla biomedicina e moltissimo poi su quello che riguarda oggi il concetto della sostenibilità e del Green Deal. C'è bisogno in tutte le produzioni, soprattutto quelle che si vogliono caratterizzare nello scaffale mondiale, perché ormai si compete a livello mondiale, si vogliono caratterizzare appunto con la differenza che può dare un prodotto sviluppato in Sardegna, quindi hanno bisogno di essere accompagnati per migliorare le qualità organolettiche, ma anche per accompagnare ad esempio il packaging, per poter stare di più sugli scaffali o nel trasporto. Lavoriamo moltissimo, per esempio, anche con aziende che stanno sviluppando nuovi brevetti di packaging ecocompatibile, ad esempio sviluppato dagli scarti della lavorazione del pesce. Tra gli ingredienti per costruire il pane del futuro, cioè il valore aggiunto che dobbiamo creare per creare condizioni di sviluppo, ultimamente l'innovazione e la ricerca stanno diventando sempre più la proteina, cioè quel sistema che aiuta a ricostruire i tessuti lacerati magari da cambi di modello di sviluppo economico. Noi veniamo da un forte cambiamento in Sardegna, dal modello industriale che era passato, prima c'era il modello pastorale agroalimentare, poi il modello industriale, poi adesso si sta puntando molto sul modello servizi e turismo. Questi passaggi lasciano sicuramente delle lacerazioni anche nel nostro tessuto economico produttivo. Bene, oggi più che mai chiunque vuole fare impresa, chiunque vuole creare valore aggiunto ha bisogno di essere accompagnato per inserire forti quantità di innovazione, e questa non può che arrivare dalla ricerca dentro i suoi processi produttivi e dentro i suoi prodotti. Quindi come è cambiato il mondo della ricerca? Beh, sempre più il mondo della ricerca esce dai laboratori, si affianca invece agli opifici, alle fabbriche, alle attività, anche delle piccole attività artigianali che oggi, soprattutto nel settore dell'agroalimentare in Sardegna, stanno dando i risultati migliori, e prova ad affiancarsi accompagnandoli sia nel miglioramento del prodotto, ma anche e soprattutto nel miglioramento dei processi, facendo in modo che abbiano quella che si chiama l'impronta ecologica minore, cioè che per esempio consumino meno quantità d'acqua. Noi accompagniamo molte aziende nel settore brassicolo, cioè della produzione della birra. Uno dei progetti che abbiamo terminato da poco riguardava proprio il risparmio dell'utilizzo dell'acqua nella produzione della birra e il reimpiego dei materiali di scarto, come potevano essere appunto le trebbie dopo la lavorazione dell'orzo, e quello reimpiegato nel ciclo produttivo o nella generazione, ad esempio attraverso biomasse di biogas e quindi di energia. Oggi più che mai l'impresa capisce che tramite l'innovazione riesce a stare sul mercato, a essere competitiva, e la ricerca e l'innovazione sempre più deve capire che è destinata a creare valore e deve generare valore non solo per piccoli contesti, ma per ecosistemi sempre più ampi.